Continuiamo parlando della Confartigianato Sandonatese che ha promosso un incontro per premiare alcune aziende che operano nel territorio di Torre di Mosto. Vediamo il servizio di Giovanna Serena. La Confartigianato di San Donà di Piave ha voluto premiare Torre di Mosto e le sue imprese in una particolare serata organizzata in occasione di San Martino il 9 novembre. Distintasi nel territorio del Veneto, in realtà la sede Confartigianato del San Donatese affonda le sue radici a Torre di Mosto, dove riconosce alcune delle maggiori realtà artigianali della zona. A presiedere la serata è stata Monica Fiorindo, vicepresidente dell'organizzazione, affiancata da Ildebrando Lava, che con un breve intervento ha voluto sottolineare il valore dei premi conferiti in questa serata, a ricordare che le piccole imprese sono in realtà la spina dorsale della nostra società e l'orgoglio di un territorio ancora così ricco di risorse da sfruttare. Un altro volto presente è stato quello di Nazareno Ortoncelli, presidente della categoria trasporti di Confartigianato, provinciale di Venezia, ad incrementare il numero di coloro che sostengono questa causa. Numerosi sono stati i nomi che si sono ricordati nel corso della serata, grazie al conferimento di attestati di merito per le imprese avviate nel corso dei decenni. Ad esempio quella del sarto Luciano Fingolo o la lunga storia del panificio Cella, che dal 1950, quando ha aperto i battenti per la prima volta, ha sempre goduto di grande popolarità tra i cittadini. Giannino Agnoletto, titolare della ditta Baldo, è stato anch'egli protagonista della serata. Socio di Confartigianato dal 1974, ha potuto godere di un particolare attestato di merito e lo stesso è stato per Valerio Malocco, che gestisce una propria attività addirittura dal 1950. Allo stesso modo è stato riconosciuto il valore del negozio storico gestito da Luisa Cigana, una merceria che è un vero pilastro per la città. È stato invece uno speciale momento di condivisione quello che ha voluto offrirci Giovanni Ostan, ex sindaco di Torre di Mosto e da sempre sostenitore degli artigiani. Commosso dal premio conferitogli e sorpreso per l'onore che ne è derivato, ha speso solo poche parole per descrivere la grande emozione provata nel sentirsi riconoscere in questo modo i numerosi anni di attività. Una nota di riguardo è da rivolgere alla presenza del gruppo Pecore Nere della città, che supporta una produzione di grano che rispetti le sue proprietà naturali per un'alimentazione più sana. La Proloco di Torre di Mosto, importante organizzazione che si interessa degli aspetti più culturali della città, dalla sfera sociale o sportiva fino all'intrattenimento, si è occupata dell'organizzazione dell'evento. Durante la premiazione è stata infatti offerta una cena per festeggiare insieme San Martino e ricreare un'atmosfera familiare in un contesto che ravvicina tutti al nostro territorio.